Ancora oggi molti professionisti non sanno che il fatto di avere una casella di posta elettronica certificata di fatto è un obbligo di legge legato all'iscrizione all'albo professionale, quindi non all'effettivo esercizio dell'attività. Anche uno psicologo semplicemente iscritto all'albo ma che non eserciti deve di fatto avere una casella di posta elettronica certificata, deve averla e soprattutto deve comunicarla al proprio ordine. O lo fa l'attiva tramite il servizio che ancora oggi è messo gratuitamente a disposizione dall'ordine, quindi attivandosi con la segreteria, oppure se ha una propria casella di posta elettronica certificata deve ricordarsi comunque di comunicarlo per la tenuta del dato a margine dell'albo. Attenzione perché la casella di posta elettronica certificata è una casella che ha valenza legale, quindi non è sufficiente attivarla, ma va anche consultata perché tutto ciò che arriva e transita in una casella di posta elettronica certificata ha la valenza di una raccomandata con ricevuta di ritorno.